Continuano ad aumentare i casi di coronavirus nella nostra città e nella nostra provincia. Rispetto a sabato scorso, finora accertati e comunicati per conto dall'ASP e della prefettura di Agrigento, se ne registrano tanti nuovi. Siamo così a un totale di 68 persone interessate su 842 tamponi effettuati. Ad Agrigento sono 2 le persone attaccate dal Covid-19, sembrerebbe 2 cinquantenni. A Licata si passa da 6 a 8, a quanto pare un medico e un infermiere operanti fuori città. Un nuovo caso si è registrato nella cittadina saccense, andando così a un totale di 20 casi. Sciacca al momento è il comune della nostra provincia con più casi che si sono verificati. Uno nuovo a Menfi per un totale di 5 persone. Un altro nuovo si è verificato a Palma di Montechiaro, tra questi una persona molto nota nella città del Gattopardo come medico, il dottor Lorenzo Vella, conosciuto anche come uomo politico, era stato candidato nelle ultime elezioni. Il dottore Vella da giorni era ricoverato presso il Sant'Elia di Caltanissetta. Un nuovo caso a Raffadali che si porta così a 2 dopo l'agente penitenziario di qualche giorno fa. Santa Margherita Belice 1, salgono così anche lì a 2. Mentre a Caltabellotta si registra per la prima volta un paziente colpito da Covid. Da registrare anche la città di Porto Empedocle, un primo colpito da coronavirus, che è il marito del sindaco della città marinara, Ida Carmina. Buongiorno e buona domenica a tutti. Ho da darvi una notizia. Come vi avevo detto e promesso, appena si sarebbe verificato un caso di coronavirus a Porto Empedocle, immediatamente vi avrei dato la notizia. Ho ricevuto la comunicazione ufficiale da parte dell'ASP Agrigentina che c'è un caso di coronavirus a Porto Empedocle e purtroppo devo dire è una persona a me vicina, è mio marito, e quindi io sono in isolamento fiduciario. Il paziente sta bene, ha avuto una leggera forma influenzale, solo che circa una settimana, 8 giorni fa, si è venuto a sapere che 2 suoi colleghi di ufficio avevano i sintomi ed erano riscontrati positivi al coronavirus ed erano ricoverati, uno all'ospedale di Enna e l'altro all'ospedale di Caltanissetta. Io sin da allora, da quando ho visto che mio marito presentava sintomi influenzali, essendo lui al lavoro con tante persone, ho ritenuto di mettermi in auto-isolamento per proteggere la gente che era intorno a me. Quindi le critiche che ho ricevuto relativamente al fatto che la gente non mi vedesse in giro erano legate al fatto che io intendevo proteggere tutti, pur non avendo consapevolezza della situazione effettiva di salute. Mi sono, come dire, limitata in via prudenziale a tutela delle persone, come dovreste fare tutti. Ho evitato di uscire, nonostante il mio ruolo, e ho seguito le cose da casa. Che dire, già quindi mi ero messa in isolamento fiduciario, continuerò perché questo c'è nelle prescrizioni, starò in isolamento fiduciario e naturalmente continuerò però tranquillamente a lavorare da casa finché avrò le forze, la possibilità, perché io darò a questo paese, a tutti voi, tutta l'energia possibile. Spero che vada tutto bene, rimanete a casa e voglio dirvi anche che non solo sono stata in isolamento fiduciario io, ma anche il mio vice sindaco. Il mio vice sindaco perché è appunto stato a mio stretto contatto da quando abbiamo saputo di quello che era successo in ufficio a mio marito, anche lui ha preferito rimanere a casa e continua anche lui a lavorare da casa. Oltre quindi a essere sottoposto al test per il coronavirus, oltre a mio marito, siamo stati sottoposti al test sia io che mio figlio. Penso che domani o insomma nei prossimi giorni, perché è da mercoledì che siamo stati sottoposti al test, aspettiamo l'esito. Purtroppo con questo eccesso di tamponi che stanno facendo in questo periodo, ormai i risultati tornano tardi. Spero che mi facciano sapere presto. Comunque io sarò in isolamento
fiduciario, però per tranquillizzare tutti coloro soprattutto che mi sono stati vicini. Stiamo sereni, stiamo tranquilli, rispettiamo le regole in modo tale che il virus resti fuori da casa nostra, perché come avete visto anche andare a lavorare costituisce un pericolo. Stiamo sereni, atteniamoci alle regole e tutto andrà bene. Buona giornata a tutti.